in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci puntuali come ogni mercoledì all'appuntamento con lo Sportello Pensionati. Vediamo subito chi c'è in studio oggi con noi, Fabrizio Bernardis e Renzo Molaro, entrambi dell'FNP CISL di Udine. Buon pomeriggio, grazie per essere qui, state bene, tutto a posto, tanto lavoro so in questi giorni. Perché pur essendo volontari, no, voi vi spendete, mi pare, volontariato no? attivo. Volontariato molto, mi pare di capire, molto attivo, siete molto attivi. Anche agli sportelli ricevete le segnalazioni, le indicazioni, comunque poi magari ne parliamo anche con Renzo Molaro. Io intanto vorrei cominciare con una manifestazione di Adiconsum e qui salutiamo Ennio Tognutti. Questa manifestazione di Adiconsum che insieme è praticamente organizzata da Adiconsum insieme ad altre associazioni di consumatori, di sostegno ai consumatori, di aiuto ai consumatori. Manifestazione nazionale che si svolgerà venerdì 10 giugno, praticamente su tutto il territorio nazionale. Qui nella nostra regione si svolgerà a Trieste in Piazza Unità. Ma vediamo quali sono le motivazioni di questa manifestazione, appunto, che si chiama Pentole Vuote. Diamo qualche accenno in apertura di trasmissione. Certo, il titolo è significativo, fra l'altro, perché va a toccare, va a sintetizzare queste parole che sono proprio, direi, onomatopeiche, no? Nel senso che danno il senso del mangiare, del cuocere in famiglia. Il tema è evidentemente quello che è all'ordine del giorno negli ultimi tempi, l'inflazione e quindi la diminuzione del potere di acquisto delle famiglie. L'inflazione è generata per gran parte, si sa, dal costo delle materie prime per l'energia e che comunque ha prodotto un innalzamento di tutti i prezzi. Quindi diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie che si riverbera poi nelle capacità di acquisto anche dei generi primari per l'alimentazione, ecco perché pentole vuote, no? Perché va a finire che la gente, diciamo così, che non ha margini di reddito sufficienti, si vede costretta anche a restringere, come dire, il volume della spesa nel carrello quando va al supermercato. Difatti c'è un aumento dei prezzi del 3,3% da quello che si legge nella stampa. Per cui Adiconsum, assieme a queste associazioni che Isabella ha citato, promuove questa iniziativa per richiamare l'attenzione sulla problematica e per sollecitare il governo ad adottare tutta una serie di misure di contenimento per quanto riguarda la spesa energetica, misure diversificate che vanno dal controllo della speculazione, da una regolamentazione a livello nazionale ed europeo dei costi dell'energia, ad una diminuzione dell'IVA sulle accise, e da sollecitare dei controlli e soprattutto a tenere presente di aumentare, se possibile comunque conservare, quella fascia di sgravio concessa già alle famiglie che hanno un reddito di 12.800 di ISEE, mi pare, che viene concessa sulle bollette, insomma, ecco. Quindi è una manifestazione importante e in questo momento qua è un momento delicato per tutto il Paese dal punto di vista economico. E quindi urgono misure proprio a sostegno delle famiglie. Esattamente, sì, delle misure che siano di contenimento e compensative in qualche modo, insomma, perché la situazione è verificata, è davvero, voglio dire, preoccupante. Ecco, non vorrei lanciare messaggi eccessivamente negativi, ma effettivamente ci sono delle verifiche e poi basta andare, voglio dire, si va a fare la spesa e ci si rende immediatamente conto che questi rincari continuino ad aumentare, perché questa è la grossa preoccupazione. La prospettiva, allora l'inflazione adesso è il 6, e teniamo presente che un'inflazione controllata è normalmente controllabile quando si aggira almeno in Europa sul 2,2-2,5%. Un'inflazione così alta crea dei grossi problemi, anche perché spesso e volentieri per combattere l'inflazione cosa succede? Si tende a calmierare la domanda.
Come? Diminuendo la liquidità sul mercato, quindi aumentando i tassi di interesse e con tutto quel che ne consegue, nel senso che chi ha dei redditi che sono sufficientemente alti, diciamo così, può ridurre o contenere i consumi, ma chi il reddito ce l'ha basso ha una grossa difficoltà, si trova in grossissima difficoltà, per cui bisogna che in qualche modo si intervenga. Se è necessario calmierare la domanda, però bisogna intervenire a sostegno in qualche modo di quelle che sono le fasce più deboli e quindi a tutela dei consumatori, a Diconsum fa tutto questo. Ecco, tra l'altro è stato anche chiesto, almeno così mi riferiva Ennio, che è stato chiesto un incontro con il prefetto proprio per presentare le richieste affinché vengano inoltrate. Esatto, no? sì, anche perché eserciti in sede locale il controllo che è di competenza governativa, no? Perché il prefetto rappresenta e per cui anche appunto che faccia una parte attiva in questa, come dire, attenzione di contenimento, insomma, ecco. Sì. Tutto questo non so se sei d'accordo, cioè sì. Questo problema economico, inflazione, eccetera, eccetera, a questo punto si arricchisce, se così si può dire, di un interesse importantissimo relativo ai rinnovi contrattuali, nel senso quindi che parliamo anche di salario minimo, no? Adesso salario minimo, bisognerà vedere, ci vorrebbe una trasmissione intera, no? Per affrontare per affrontare il problema, perché ci sono tanti. Quanti sono i contratti? Quanti tipi di contratti? Allora, uno dei grossi problemi dei salari bassi, chiamiamoli salari pirata, è quello dell'eccessivo numero di contratti collettivi in essere in Italia, perché il CNEL, uno studio del CNEL dice che ne ha verificati 935, dei quali 600 in scadenza. Siccome il potere d'acquisto non lede soltanto le famiglie che hanno redditi da pensione, ma voglio dire, lede anche i diritti dei lavoratori, è necessario procedere a questo rinnovo contrattuale, ma è necessario anche procedere a tutelare quelli che sono, diciamo così, lavoratori che hanno dei compensi che non sono, voglio dire, adeguati. Per cui, oltre a tutte queste iniziative contrattuali, appunto, rinnovo dei contratti con aumento dei salari e quindi con un potenziamento del potere di acquisto. Fra l'altro ci sono diverse posizioni, la Confindustria dice no, come si fa? Cioè diamo più soldi ai lavoratori diminuendo, come dire, la pressione sul cuneo fiscale, per cui defiscalizzo gli oneri e quindi la busta paga in qualche modo si aumenta. I sindacati vorrebbero questo e quello, magari procedere immediatamente ad un aumento contrattuale fatto come dire, in funzione di quello che è, mi rendo conto che sto entrando un pochino in un'area tecnica, in funzione di quello che è il tasso di inflazione presente, per cui dare immediatamente liquidità e poi regolamentare nel tempo una diminuzione del cuneo fiscale che, attenzione però, siccome si tratta di soldi che vengono fuori dall'erario, dallo Stato, bisogna che siano compensati o con una maggiorazione delle entrate, con delle misure di vario genere, oppure facendo debito. È un problema abbastanza complicato. In questa situazione piomba, diciamo così, ecco, per dare evidenza a quello che succede, questa direttiva europea che è una direttiva che praticamente è stata imposta, è stata deliberata, diciamo così, assunta, perché ci sono diverse realtà nel contesto europeo dove non esiste una disciplina del salario minimo. Anche da noi non c'è il salario minimo, c'è però una contrattazione diciamo che copre l'80% e quindi noi non saremmo vincolati, siccome la contrattazione attiva è positiva, se fatta in un certo modo, non saremmo tout court vincolati. Tuttavia ci sono, voglio dire, delle fasce o degli elementi o delle situazioni che potrebbero beneficiare dell'applicazione di questa misura. Per cui come sindacato, come CISL, l'ha detto anche il nostro segretario Luigi Sbarra in diverse interviste in questi giorni, non siamo, voglio dire, contrari a priori come qualcuno poteva pensare, assolutamente no. Anzi, dobbiamo prendere per buono questa misura. Che cosa bisogna fare invece? Va declinata all'interno di un sistema socio-economico e di una dinamica di lavoro, qual è quella italiana, dove esiste già una contrattazione molto forte, dove le parti sociali hanno, voglio dire, una funzione importantissima, ma concretamente positiva, sempre avuta, rispetto ai problemi del lavoro, per cui va magari in qualche modo dimensionata alla nostra realtà. E si ritiene interessante, per esempio, una proposta che esce addirittura dal ministro Orlando, mi pare, no?
il quale dice ma applichiamola per settori, questa, no? Diversifichiamola, questo, piuttosto che livellare, quindi appiattire, perché il pericolo è questo, vado ad appiattire, livello e magari tolgo anche, voglio dire, quell'importanza, significato che può avere il salario di secondo livello. Cosa vuol dire? Non la paga oraria, non solo la paga oraria, ma anche tutti i benefit, la produttività, il welfare, che sono frutto di conquista sindacale, ecco, li vado un attimino invece a modulare in modo diverso, magari tengo conto di quello che si chiama il trattamento economico complessivo, sì. TEC, per usare un termine, un acronimo tecnico, e magari vado ad applicare per ciascuno dei settori economici quelli che sono le regole dei contratti più rappresentativi, che sono quelli, voglio dire, che sono più a favore dei lavoratori. Bisogna vedere quello che succede, perché la strada è ancora lunga. Sì. Teniamo presente, e questa è una mia riflessione personale, che nel 2023 ci sono le elezioni politiche, con tutto quel che ne consegue. E così con questo ha detto tutto. No, con questo hai detto tutto. È importante, secondo me, se posso intervenire, certo, secondo me è importante diminuire il numero dei contratti collettivi, i collettivi di riferimento, perché dal mio punto di vista si dovrebbe ragionare per settore produttivo, dove ci sono problematiche più o meno simili e poi risolvere con la contrattazione. E tra l'altro tu hai proprio esperienza, perché avendo lavorato per anni, certo, no? Ci sono secondo me dei contratti collettivi di favore che non fanno altro che diminuire il livello, perché non è solo la retribuzione in senso orario, ci sono anche altre voci che influiscono sul periodo di ferie, dei riposi, i premi di produzione e quant'altro. Ci sono dei contratti che ogni tanto prevedono dei lavoratori, però non come negli altri settori, come nei contratti più significativi, che fra l'altro sono quelli presi in riferimento per l'applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive dall'INPS. Cioè e l'INPS dice io ti concedo queste agevolazioni se tu applichi il contratto collettivo di riferimento. Ci facciamo una piccola pausa, ritorniamo qui in studio tra qualche istante perché ci sono già dei quesiti ai quali dobbiamo rispondere, quindi dopo la pubblicità potete cominciare a telefonare allo 0432 57 3517 e inviare sms al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Il primo messaggio: buonasera, leggo cose contrastanti sui vari siti specializzati per quel che riguarda il diritto alla 14ª, quelle lavoratrici andate in pensione con opzione donna, con i requisiti di reddito al raggiungimento dei 64 anni di età. Potete dirmi qualcosa di certo? Sì, è una domanda tempestiva, nel senso che a luglio, ne sappiamo, con la pensione di luglio gli aventi diritto percepiranno anche la 14ª, che è una somma aggiuntiva che è stata concessa a sostegno, diciamo così, di quelli che sono i redditi di pensioni più deboli. Quali sono i requisiti? Il compimento del 64° anno di età e requisiti di reddito. Quanto reddito? Come si misura? Allora, qual è il parametro? Il parametro è l'assegno sociale, il valore dell'assegno sociale annuo, ecco, il doppio, quindi 468,11 euro al mese per 13, per 2, che se non ricordo male, ho studiato stamattina, 13.659 euro. Altrimenti facciamo il conto qui in diretta. Anche qua poi c'è una piccola, come dire, frazione, una piccola parentesina che consente la 14ª ridotta, dopo magari ve la spiego. Allora,
Magari la spieghi dopo la 14ª ridotta, perché ho visto che abbiamo una telefonata. Ecco, intanto la 14ª non è che sia, voglio dire, una cifra unica data a tutti uguali, purché, allora torno a dire, 2 requisiti, l'età e il reddito. Poi che cosa, voglio dire, quali sono gli altri parametri? Sono le fasce di contributi, cioè ci sono 3 scaglioni. C'è un beneficio che ha una certa misura per chi ha 15 anni di contributi, una seconda fascia dai 15 ai 25 e una terza fascia dai 25 in su. Più contributi ho, maggiore è la quota di 14ª che ricevo. Questo per i lavori dipendenti, lavoratori autonomi ai quali spetta anche la 14ª, però voglio dire gli anni non sono più 15 ma sono 18, le fasce cambiano di 3 anni, vengono maggiorate di 3 anni, quindi sono 18, 28 eccetera. E cosa succede? Evidentemente il massimo, perché c'è un massimo e un minimo, il massimo viene concesso se io ho un reddito pari, come dicevo prima, a 1,5 volte quello che è il valore annuo, l'ammontare annuo dell'assegno sociale. Anche qua, vediamo, 10.244 euro. Quindi qua riesco ad ottenere il massimo. Ecco, se supero mi viene ridotto in proporzione, adesso qua fare i calcolini è impossibile, ma il criterio, diciamo così, di attribuzione è questo qua. E comunque c'è un tetto. Viene attribuito automaticamente dall'INPS, questo beneficio, è soggetto a verifica con modello RED. Ormai del modello RED, se volete, ne parliamo, ma diciamo così che è uno strumento che l'INPS ha a disposizione perché deve verificare la situazione reddituale di tutte, e viene usato praticamente per tutte quelle prestazioni che sono di aggiunta, che sono correlate alla misura del reddito individuale o familiare. Fabrizio, chiedo scusa, possiamo continuare la spiegazione per non far aspettare al telefono? Ecco, e poi continuiamo a spiegare un'ultima precisazione. Se io compio gli anni il mese di agosto, cosa succede? Mi danno lo stesso, me la concedono? Sì, allora il requisito è l'anno in cui compio 64 anni. Cosa succede? Che mi vengono calcolate le mensilità di godimento, cioè dal mese di nascita fino alla fine dell'anno. Se nasco in agosto, cosa sono? Agosto, settembre, ottobre, giusto? 5 mesi, ok? Ecco, naturalmente, sì, non tutti i 12, quindi mi viene ridotta, mi viene calcolata in dodicesimi. Una volta fatto tutti i conticini di cui parlavo prima, ecco, se qualcuno ancora non ha percepita, eccetera, eccetera, bisogna che vada a un patronato e verificare un attimo la situazione. Riprendiamolo dopo, sentiamo un momento chi c'è in linea. Sì. Buonasera, con chi parliamo? Parla con Mezzaroba Giacomo, signora. Sì, prego. Da dove chiama? Io vorrei chiedere al signor Fabrizio Bernardis, siccome che mia moglie gli hanno dato l'invalidità, 100% di invalidità, e vorrei sapere se ha diritto con questo reddito ISE di 30.474, se ha diritto dell'invalidità. Non abbiamo capito, se ha diritto alla 14ª con l'invalidità, temo di no. No, ma non c'è, perché noi stavamo parlando di 14ª, io ho chiamato la telefonata per non far attendere tanto in linea. No, questo è un... No, non ho capito qual era il problema, perché mi parlava se ha diritto, se ha il 100% di invalidità, quindi alla pensione, cioè non è che venga aumentata la pensione, se ha il 100% più nel verbale di invalidità viene dichiarato che non è in grado di svolgere le mansioni normali, di vita normale, avrà diritto alla indennità di accompagnamento, che è di 520 euro al mese. Non è che avendo il 100% di invalidità io ho un'ulteriore pensione per quello. Sì, quindi non è automatica la cosa. Sì, non è automatico, cioè io posso avere col 100%, se ho già la pensione, non ho una maggiorazione della pensione. No, ma scusi, io volevo sapere solamente questa, se ho il diritto di avere questa invalidità oppure, perché con l'attestazione ISE ho 30.470 euro sull'ISE ordinario. Vorrei sapere se abbiamo diritto
di questa invalidità o dell'accompagnatoria? No, Beh, ma no, l'invalidità è stata determinata dal suo medico e dalla commissione medica dell'INPS. Se la commissione medica dell'INPS ha dichiarato che è invalido, ha diritto di invalidità. Avrà diritto all'accompagnatoria solo se nel verbale medico c'è scritto che sua moglie non è in grado di svolgere le mansioni normali di vita, cioè non riesce a lavarsi, non riesce a farsi da mangiare e quant'altro. E di invalidità non gli danno niente praticamente? No, l'invalidità, se lei ha già è in pensione sua... No, mia moglie l'hanno operata al cuore, gli hanno fatto i trapianti dentro il cuore, no, ma gli hanno dato l'invalidità al 100%. No. Però non so se questo reddito ISE che ho fatto, che sono andato a farlo questa mattina, l'ISE ordinario è di 30.464 euro. Ma No, l'accompagnatore è a prescindere dal reddito, no? L'accompagnatore è a prescindere dal reddito, però se sua moglie con l'invalidità del 100% non può più lavorare, può chiedere la pensione di invalidità, questo può chiederlo. Anche con questo reddito? Sì, Quello però verificato, non so, no? lei chiede la pensione, se non può lavorare chiede la pensione di invalidità, perché il reddito che ha adesso ce l'avrà perché ha svolto questa attività adesso, fino adesso. Domani lei non potrà svolgere questa attività. Noi, scusi signor Fabrizio, noi siamo in comunione di beni, mia moglie ha 70 anni e certi mi dicono che non ha diritto dell'invalidità, certi... Bisogna vedere se ha anche lavorato però sua moglie, ha dei periodi contributivi? No, non ha niente, non ha lavorato, ha lavorato 3 anni in Germania solamente. Gli danno l'assegno sociale. C'è solamente sociale, ma però con un ISEE di 30.000 euro non ce l'ha l'assegno sociale. Bisogna verificare, non patronato, perché attenzione, bisogna vedere se entra in gioco l'ISEE piuttosto che il reddito familiare, quindi bisogna andare a un patronato con la dichiarazione. Sono andato dal patronato della CISL. Esatto. Sì. E quindi quelli sicuramente le hanno dato la risposta giusta. Gli hanno dato la risposta giusta. Secondo me sì. Va bene, allora praticamente non ha diritto di niente, di invalidità. Avrà diritto all'accompagnatoria, eventualmente nei termini che dicevo prima. Ho capito. Grazie, buonasera. Grazie a lei per aver dispiace chiamato, buonasera. E quindi ritorniamo al discorso della 14ª, ti ho interrotto perché io quando vedo le telefonate, sai, do la priorità alle persone. Ce n'è un'altra di telefonata perché vedo, no. Andiamo avanti allora con la questione della 14ª. C'è anche la 14ª ridotta. Vediamo se riesco a fare un esempio. Dicevo che la 14ª è correlata a dei limiti di reddito. Il massimo è 2 volte l'importo annuo dell'assegno sociale. Ma cosa succede? Facciamo un esempio. Ammettiamo che questo massimo sia 100 e che l'importo che io, se avessi solo 100, mi spetterebbe come 14ª fosse di 10, sommano 110. Se io ho un reddito che supera i 100, che quindi in teoricamente mi impedirebbe di avere diritto al beneficio, ma prendo 101, mi danno la 14ª per i 9 decimi di differenza e questa sarebbe la ridotta. Ecco. Quindi è chiaro che si applica quando ci sono piccoli scostamenti dal limite dei 2 anni. E qua bisogna andare a un patronato con le dichiarazioni, con i redditi e fare una verifica, insomma. Ma questa è la famosa, insomma, la ben concessa 14ª ridotta. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Con una signora di Martignaco. Sento pochissimo. Buonasera signora. Sera. Ho 21 anni di contributi. Quando andrò in pensione? Che anni di contributi? Ha 21 anni di contributi e quando va in pensione? Allora bisogna vedere che età ha lei, perché 21 anni... 62. Quanto? 62? Lei andrà in pensione fra 5 anni probabilmente. Purtroppo, 67 allora, anni. i requisiti per la pensione di vecchiaia, se lei ancora non lavora, mi pare di capire, non sta lavorando in questo, sono almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età.
A meno che, ma ne ha 62, quindi è impossibile. Cioè, se lei avesse avuto dei contributi versati, ma non credo, soltanto dopo il 1° gennaio 96, e se avesse 20 anni di contributi, potrebbe andare via a 64 anni. Ma nel suo caso temo che purtroppo dovrà aspettare il compimento del 67° anno di età. Si va in pensione il giorno dopo. Io ho fatto anche, come si chiama, la domanda il 104 là 2 anni fa, ho fatto, mi hanno dato il 65%. Di invalidità del 65%, però questo non le permette di avere né la pensione né di invalidità e non le bisogna che sia ridotta a meno di un terzo. Deve avere cioè con 64% di validità avrà diritto all'iscrizione all'ufficio del collocamento per lavorare, ma non ha diritto alla pensione. No, allora se deve aspettare 67 è bella finita. Mi dispiace per lei. Allora 67 anni. Vabbè. E quanto si va, quanti soldi circa? Quanti soldi? Sì. Bisogna fare il calcolo in base a quanto ha pagato. Tenga presente in quanto ha pagato che avendo 21 anni già avrà una pensione completa che corrisponde all'80% circa della sua retribuzione se ha 41 anni e 10 mesi di contributi, se ha 21 sarà diminuita in proporzione. Va bene, grazie. Grazie a lei signora per aver chiamato, buonasera. E noi andiamo a riposare, riposiamo per un po', per qualche minuto, ci troviamo fra poco. C'è una richiesta particolare, io so, no? Soprattutto per quanto riguarda Renzo. Ti chiedono delle cose particolari, soprattutto per chi percepisce l'assegno unico, no? Con il reddito di cittadinanza. Sì, so che sei subissato dalle richieste, è vero? Subissato abbastanza subissato. C'è il fatto che bisogna rilevare che nel mese di maggio ci sono stati 2 circolari dell'INPS che parlano del reddito di cittadinanza collegato all'assegno unico universale. Bisogna chiarire che l'assegno unico a chi ha diritto, a chi percepisce il reddito di cittadinanza è stato già calcolato e già stato corrisposto dall'INPS sulla base dei dati che l'INPS ha a disposizione e per cui le persone che lo percepiscono, parlo di quelli che sono marito e moglie in famiglia con figli minori, non devono fare alcuna domanda. Le circolari parlano delle domande aggiuntive di chi vuole delle maggiorazioni oppure sinteticamente di chi ha notato che c'è qualcosa che è stato trascurato. Quindi è stato predisposto un modello che si chiama RDC-com/AU, che sta per reddito di cittadinanza comunicazione per assegno unico, che deve essere trasmesso via internet sul sito dell'INPS direttamente oppure tramite patronato. Questo deve essere fatto chi ha, per esempio, sinteticamente, in modo sintetico, chi ha per esempio i figli, perché il reddito di cittadinanza con l'assegno unico è corrisposto per i figli minori. Chi ha i figli maggiori, maggiorenni però di età meno di 21 anni, che sono ancora a scuola, oppure che hanno lavorato con un reddito inferiore a 8.000 euro, oppure che fanno del servizio sociale essenzialmente, oppure sono all'università, oppure
i minori che non sono stati correttamente considerati, oppure quando c'è la madre all'interno del gruppo familiare, la madre minore di minore, quindi di 18 anni. Questi dovranno compilare questo modello, questa domanda, modello che deve essere trasmesso all'INPS. Da dire che l'importo che verrà codisposto viene calcolato sulla base dell'importo totale che sarebbe dato per gli assegni unico, dedotto quello che già l'INPS viene corrisponde tramite il reddito di cittadinanza. Ultima cosa, per essere sinteticamente, se il reddito di cittadinanza viene tolto, perché viene sospeso o altro, per provvedimenti giudiziari o altro, anche il signore, i genitori che avranno diritto all'assegno unico dovranno fare la domanda apposita, domanda per l'assegno unico, perché se cessa il reddito di cittadinanza cessa automaticamente la parte corrisposta dell'assegno unico. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Caduta la linea. Forse. È caduta la linea? Noi siamo qui. Pronto? Ci sono problemi in regia? Pronto? Niente, eventualmente torneranno a chiamare. E prima di chiudere la trasmissione, siamo sicuri? Non c'è la telefonata? No, non c'è, evidentemente c'è stato qualche problema. Volevo solamente, se posso dire, sì. Si deve, per quello che ho appena detto, bisognerebbe anche, si deve trasmettere questo modello, l'RDC com out, anche quando ci sono state delle modifiche all'interno dei aventi diritto e percettori del reddito di cittadinanza, cioè nel senso se è stato allontanato un genitore, se è morto uno dei due genitori, se sono state delle modifiche in questo senso. Allora il rimanente può chiedere anche il 100% del reddito, cioè dell'assegno unico. Io chiuderei la trasmissione, perché mancano 2 minuti, poco più di 2 minuti, con la questione del bonus 200, perché la settimana scorsa abbiamo detto che c'erano ancora delle zone d'ombra. Ecco, qualcosa si è risolto. Qualcosa si è risolto. Qualcosa si è risolto nel giro di una settimana, però rimangono ancora delle... Rimangono ancora, esattamente. Allora, che cosa si è risolto? Cioè, che cosa si può fare subito? O chi possiamo in qualche modo accontentare subito ai nostri sportelli? Le badanti e i lavoratori domestici, per i quali praticamente il CAF, anzi il patronato, si è già attrezzato per accogliere le domande. La domanda è molto semplice, perché praticamente bisogna indicare sul modello predisposto se si rientra nei requisiti previsti, reddituali previsti, e si allega la fotocopia della carta d'identità, si comunica all'IBAN sul quale dovrà essere versato a cura dell'INPS praticamente l'importo, e poi successivamente il patronato inserirà le domande nel programma informatico che l'INPS non ha ancora messo a disposizione, ma noi nel frattempo comunque già raccogliamo le domande. È chiaro che guadagniamo tempo, perché poi l'inserimento sarà, voglio dire, sarà più veloce, ecco. E quindi questa in qualche modo parzialmente risolta, a meno che uno non abbia lo SPID. Attenzione che se anche ce l'ha ancora non è aperto il canale telematico, quindi per adesso ripeto, badanti, lavoratori domestici, patronato, tenendo presente quelli che sono i requisiti, ma insomma si conoscono, che sono quelli reddituali, eccetera. Ecco, chiedo scusa, scusami un attimo, perché volevo informare i telespettatori che ha chiamato sul cellulare, che il cellulare serve solo per inviare SMS. E quindi per parlare con i nostri ospiti è possibile solo
È possibile farlo attraverso lo 0432 573517 e che ormai a questo punto non riusciamo a prendere più telefonate. Se vuoi concludere il tuo intervento, sì, abbiamo 40 secondi perché poi dobbiamo dare spazio al TG. Posso concludere velocemente in 40 secondi, nel senso che per tutte le altre categorie, cioè stiamo parlando di lavoratori autonomi e altro, gli stagionali, eccetera, purtroppo ancora non abbiamo avuto alcuna direttiva, quindi siamo ancora in stand-by, siamo ancora in attesa. Non appena ce l'avremo faremo in modo sicuramente di pubblicizzare e di dare il sostegno che abbiamo sempre dato ai nostri iscritti e non solo. Ricordo che il patronato per gli iscritti è gratuito, quindi non iscriversi secondo me per un pensionato soprattutto non è che sia molto, voglio dire, è utile iscriversi, ecco, perché nell'arco dell'anno di sicuro... Dobbiamo chiudere, chiudere. Okay, Fabrizio, dobbiamo chiudere, guarda che linea telegiornale, chiudiamo il telefonino, ringraziamo Renzo Molaro, ringraziamo Fabrizio Bernardis, entrambi dell'FNP CISL di Udine. Grazie per averci seguito e ci rivediamo mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora, 18:15, puntuali. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.